Battaglia Terme è un comune molto piccolo della provincia di Padova, affacciato sui canali. L'importanza della città è dovuta alla presenza di corsi d'acqua che la attraversano e alla presenza di una grotta, l'unica termale naturale dell'area euganea. I numerosi ponti che si trovano a Battaglia Terme sono in stile veneziano. La conca di navigazione e le imbarcazioni tradizionali in legno sono conservate per testimoniare il legame con l'acqua e la navigazione fluviale. La città inoltre costituisce uno snodo idraulico fondamentale nella rete dei canali padovani, è il punto di incontro tra il canale Bisato, proveniente da Monselice ed Este, e il canale Battaglia. Le testimonianze dei mestieri protagonisti del passato sono raccolti nel Museo della Navigazione Fluviale. Le porte di Battaglia Terme serviranno per agevolare il passaggio delle imbarcazioni dalla parte del canale Battaglia alla parte opposta. Venivano aperte le due porte facendo passare le imbarcazioni all'interno della vasca dove l'ascensore portava l'imbarcazione allo stesso livello del Vigentone. Le testimonianze dei mestieri protagonisti del passato sono raccolti nel Museo della Navigazione Fluviale, inaugurato nel 1999 da un antico barcaio, Riccardo Cappellozzo. Questo museo ci mostra le diverse imbarcazioni, soprattutto il Burchio, protagonista di questo museo per il trasporto merci, maggiormente utilizzato in questa zona. Una fondamentale caratteristica delle imbarcazioni per il trasporto merci è il fondo piatto, necessario per potersi avvicinare a riva quando il fondale è basso. La prua del Burchio è a passera per adagiare alla riva senza danneggiare l'imbarcazione. Le vele sono dette ad 1/3 in quanto sono poste sull'arbero ad 1/3 della lunghezza della barca. Nell'antichità, all'interno dell'imbarcazione viaggiavano solo 3 persone. La mascotte era colui che aveva il compito di pulire la barca e cucinare. Il baron della barca dava la direzione alla barca e si assumeva tutte le responsabilità. Non sempre era lui il capitano. Al marinero invece spettavano i lavori più faticosi, come abbattere le vele.